Le terribili profezie di San Giovanni Bosco sul futuro dell'umanità. Salve a tutti carissimi. Don Bosco, lo ricordiamo, nacque nel 1815 a Castelnuovo d'Asti e morì a Torino nel 1888. Egli è stato il fondatore della Società Salesiana e dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Fu educatore di grande carisma e pochi sanno che Don Bosco ebbe anche una serie di visioni e di sogni profetici. All'età di 9 anni sognò se stesso in un cortile in mezzo ad un gruppo di ragazzi e vide anche Gesù e Maria attorniati da delle bestie feroci che egli poi riusciva a trasformare in agnelli. E questa fu in qualche modo una premonizione di quella che sarebbe stata la sua vita, no? Di educatore dei giovani, degli adolescenti, che egli attraverso la fede, la preghiera, il lavoro, riuscì a togliere in qualche modo da quella che sarebbe stata una vita traviata per indirizzarli verso una formazione all'insegna dei valori cristiani, della fede, della preghiera e della laboriosità. Pochi sanno che Don Bosco ebbe tutta una serie di visioni e sogni con cui Dio gli fece vedere quello che sarebbe stato il futuro dell'umanità e formulava previsioni e profezie anche per quanto riguardava le persone con cui egli veniva a contatto. Infatti era in grado di profetizzare con esattezza la morte di una persona, la guarigione di un altro, la guarigione quindi di una persona, una disgrazia che si sarebbe magari potuta abbattere su un'altra persona, e faceva tutto questo con molta naturalezza. Inoltre egli era dotato del carisma della scrutazione dei cuori, leggeva nelle coscienze, soprattutto dei ragazzi che si affidavano alla sua educazione. Il 5 gennaio del 1870, vigilia dell'Epifania, Don Bosco ebbe una visione sul futuro dell'umanità che riportò per iscritto. Ecco quanto disse Don Bosco: «E di te, oh popolo mio, che sarà? Popolo ingrato, popolo corrotto, popolo superbo. Tu sei giunto ad un tale grado di corruzione che non cerchi altro, né altro ammiri nel tuo sovrano, se non il lusso, dimenticando che la tua e la sua gloria sta nel Golgota. Ora egli è vecchio, cadente, inerme, spogliato. Tuttavia, con la schiava parola fa tremare tutto il mondo. O popolo mio, io verrò a te 4 volte. Nella prima percuoterò le tue terre e gli abitanti di essi. Nella seconda porterò la strage e lo sterminio fino alle mura delle tue città. Non apri ancora l'occhio, però la terza abbatterò le tue difese e i tuoi difensori, e al comando del Padre sottentrerà il regno del terrore, dello spavento e della desolazione. Ma i miei savi fuggono, la mia legge è tuttora calpestata, perciò farò la 4ª visita. Guai a te, popolo mio, se la mia legge sarà ancora un nome vano per te. Succederanno prevaricazioni nei dotti e negli ignoranti.
Il tuo sangue, popolo mio, e il sangue dei tuoi figli laveranno le macchie che tu fai alla legge del tuo Dio. La guerra, la peste, la fame sono i flagelli con cui sarà percossa la superbia e la malizia degli uomini. Dove sono, o ricchi, le vostre magnificenze, le vostre ville, i vostri palazzi? Sono divenuti la spazzatura delle piazze e delle strade. Ma voi, o sacerdoti, perché non correte a piangere tra il vestibolo e l'altare, invocando la sospensione dei flagelli? Perché non prendete lo scudo della fede e non andate sopra i tetti, nelle case, nelle vie, nelle piazze, in ogni luogo, anche inaccessibile, a portare il seme della mia parola? Ignorate che questa è la terribile spada a due tagli che abbatte i miei nemici e che rompe l'ira di Dio e degli uomini. Queste cose dovranno inesorabilmente venire l'una dopo l'altra, per cui, sacerdoti, siate allerta e allertate tutte le anime che sono affidate alle vostre cure. Le cose si succedono troppo lentamente, ma l'augusta Regina del Cielo è presente. La potenza del Signore è nelle sue mani. Disperde come nebbia i suoi nemici. Riveste il venerando vecchio di tutti i suoi antichi abiti. Succederà ancora un violento uragano. L'iniquità è consumata. Il peccato avrà fine e prima che trascorrano 2 pleniluni del mese dei fiori, l'iride di pace comparirà sulla terra. Il gran ministro vedrà la sposa del suo re vestita a festa. In tutto il mondo apparirà un sole così luminoso, quale non fu mai dalle fiamme del cenacolo fino ad oggi, né più si vedrà fino all'ultimo dei giorni.